Dove vive? Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Lui si chiama Radwan, ha 25 anni e arriva dal Marocco, come la maggior parte delle persone che vivono nella baraccopoli di Paternò, dove siamo tornati con le nostre telecamere. Così qua, no bello. E qua non mangiare, no doccia. Ci mostra quella che ancora per poco sarà la sua casa. Il sindaco Naso, infatti, con un'ordinanza ha disposto lo sgombero di tutta l'area. Perché polizia tutti goi? Io ho ragazzi qua, ragazzi dormire in strada, io dormire in strada, freddo. Il primo cittadino ci spiega i motivi dell'ordinanza: restituire dignità a chi vive in condizioni disumane e ripristinare la legalità. Questa è una storia che però va avanti da tanti anni. Come mai oggi questo sgombero? C'è uno stato di avanzamento di questa attività e non possiamo veramente stare con gli occhi chiusi di fronte a un problema che è un problema di tutti. Dove andranno a vivere? E naturalmente si devono regolarizzare e quindi sarà poi gli enti sovrastanti a trovargli l'alloggio, devono vivere civilmente come deve vivere un essere umano. Al momento però sembra che manchi una soluzione alternativa e dopo lo sgombero c'è il rischio concreto che molti extracomunitari finiscano per strada. Intanto c'è chi fornisce pasti caldi, aiuti e da tempo segnala una situazione che va avanti ormai da anni. Sono arrammaricato, che vi devo dire? Arrammaricato perché forse bisognava parlarne prima. Doveva accogliere a breve un centro di recupero per tossicodipendenti. L'associazione Casa Rosetta di Caltanissetta aveva presentato l'unica istanza al comune di Gela per l'assegnazione del bene confiscato alla mafia lo scorso 2010. Purtroppo però tutto è andato in fumo questa notte quando la villa sequestrata all'esponente della Stidda gelese Salvatore Murana è andata distrutta dalle fiamme. L'incendio è divampato intorno alle 2:30 della notte. Diversi punti di innesco sui 3 piani della casa che praticamente risulta totalmente distrutta. Lo stabile, suddiviso su 3 livelli con una piscina circondata da un florido giardino, è andato totalmente distrutto. Chiara, secondo gli inquirenti, la matrice dolosa del gesto. L'immobile sequestrato al boss era stato già assegnato a Casa Rosetta, che avrebbe dovuto realizzare nelle prossime settimane qui un centro per recupero di tossicodipendenti. La villa era stata confiscata nel 2010 a Murana, accusato da 8 collaboratori di giustizia di riciclare i soldi della Stidda. Dopo il sequestro definitivo, l'uomo consegnò le chiavi dell'immobile all'ufficiale giudiziario e con i suoi familiari lo sgomberò, ma poi ci ripensò, tornando a occupare una porzione dello stabile. Lo scorso 28 settembre, lo sgombero definitivo ad opera delle forze dell'ordine e l'avvio dell'iter per l'assegnazione. Oggi le fiamme hanno cancellato tutto. Questa notte è stato compiuto un gesto vile che va contro la legalità, contro lo Stato e quindi dobbiamo sicuramente reagire con tutti gli strumenti che lo Stato ci dà per reagire proprio a questa gravissima azione che è una sfida e faremo di tutto affinché siano assicurati alla giustizia i colpevoli e affinché soprattutto questo bene possa tornare nella disponibilità concreta dello Stato. Ferma condanna anche da parte del sindaco di Gela. Noi continuiamo come sempre nell'impegno incessante, continuo, senza indietreggiare, perché lo Stato c'è, è presente in tutte le sue articolazioni e vogliamo continuare in questa direzione. Picchiato e minacciato di morte per un debito di 3.000 euro legato al mondo della droga. È accaduto il 28 gennaio a Catania, al villaggio Sant'Agata, e la vicenda è stata ricostruita dagli agenti della squadra mobile che hanno arrestato 2 uomini di 38 e 33 anni per tentata estorsione aggravata dall'avere commesso il fatto in più persone riunite all'interno di un'abitazione. È tarda notte quando la vittima rientra a casa scortato dai 2 che secondo gli investigatori hanno avvicinato l'uomo pretendendo il pagamento del debito, ma dopo il rifiuto sarebbe scattata l'aggressione. Prima avrebbero messo a soqquadro il suo appartamento e non trovando denaro avrebbero preso a pugni in faccia il debitore, trascinandolo a forza fuori dall'edificio e togliendogli il cellulare. Le investigazioni, scaturite da una segnalazione giunta al 112 intorno alle 3:30, si sono svolte grazie all'incrocio delle dichiarazioni di testimoni e della disamina delle riprese dei sistemi di sorveglianza.
Si apre un altro capitolo nella vicenda giudiziaria che coinvolge Daniela Loverde, l'ex preside della scuola Giovanni Falcone dello Zen di Palermo. Respinta la richiesta di patteggiamento per lei e del suo vice, Daniele Agosta, per lo scandalo sulla gestione dei fondi europei. C'è stato un errore nel calcolo della pena, fissata ad 1 anno e 10 mesi. Il giudice per l'udienza preliminare ha restituito gli atti al pubblico ministero. Ora toccherà alla difesa presentare una nuova istanza di patteggiamento. È stata accolta invece la richiesta di patteggiamento a 11 mesi di Alessandra Conigliaro, dipendente del negozio di elettronica che in cambio di regali ai 2 dirigenti scolastici avrebbe ottenuto in esclusiva e in assegnazione diretta le forniture dalla scuola. Loverde e Agosta si sarebbero anche appropriati del cibo destinato alla mensa degli alunni e a un progetto di inclusione. I carabinieri che avevano piazzato microspie hanno ripreso la dirigente mentre usciva con i sacchetti della spesa dalla scuola. Dal laboratorio di cucina al calcetto sono stati diversi i progetti extrascolastici organizzati alla scuola Falcone. Solo sulla carta, però, le intercettazioni dei carabinieri svelarono che i fogli di presenza sarebbero stati falsificati. La Ocean Viking è ferma nel Porto Grande di Siracusa, una nave della ONG SOS Mediterranee che per molti rappresenta la vita. Da qui ogni anno si salvano migliaia di persone. Quando i migranti vengono salvati salgono qui a bordo da questo accesso. Chi guida la nave deve fare molta attenzione. Spesso i migranti cadono in mare ed il rischio di travolgerli non è poco. Qui voi tracciate la rotta per soccorrere. Sì, questo è il sistema principale di plotting, praticamente per individuare dove siamo e l'area in cui andiamo a operare. Gioie e dolori. Chi opera a bordo vede sia la morte che la vita. Qui addirittura sono nati bambini. Soccorriamo bambini anche a volte piccolissimi. Il bambino più piccolo che abbiamo salvato l'inverno scorso aveva appena 17 giorni ed era in mare da 5 giorni. Ma il Mediterraneo resta un grande cimitero, 22.000 i morti dal 2014, 2.500 soltanto nell'anno appena trascorso. SOS Mediterranee non ci sta e lancia una petizione in vista delle europee. Chiediamo la sospensione di tutte quelle misure che ostacolano e criminalizzano il soccorso in mare, come il decreto Piantedosi. E intanto, dopo ben 7 anni, si è chiuso il processo contro 3 ONG, Jugendrettet, Medici Senza Frontiere e Save the Children. 21 gli imputati che erano stati accusati di avere rapporti con i trafficanti. Adesso, però, è arrivata la sentenza. Non è stato commesso nessun reato. La ragazza somala frustata e picchiata a sangue sul barcone. L'anziano con la bronchite, extracomunitari medicati con profonde ferite da taglio, i nuovi poveri italiani che si affidano alla Caritas. L'ambulatorio dell'Help Center di Catania li accoglie tutti nei locali di Piazza della Repubblica a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Medici ed operatori volontari si prendono cura di quanti bussano alla porta della Caritas trovando ospitalità, conforto ed assistenza sanitaria. Tra una visita e l'altra incontriamo Salvatore Maugeri, il medico confessore. Qualche mese fa, quando ci sono stati gli sbarchi qui a Catania, è venuta da noi una ragazza di 22 anni della Somalia e aveva la schiena tutta piena di ferite, ma veramente tremende. Io proprio ho pianto solo a vederla perché aveva avuto frustate nei balconi. Questa è una cosa tremenda. Quali sono le patologie più frequenti? Soprattutto qui le persone che dormono fuori, perché abbiamo anche un'unità di strada. Logicamente sono i problemi di polmoni, hanno bronchiti, soprattutto ferite. Maugeri lancia anche l'idea della rete del farmaco. Se avete farmaci che però siano di una certa buoni, li potete portare qui all'Help Center alla stazione, li analizziamo, se vanno bene saranno poi messi in circuito per persone che ne hanno bisogno. Non solo un pasto caldo, ma anche assistenza medica per i nuovi poveri, italiani che sono rimasti indietro, chi per aver perso il lavoro, chi per essere rimasto senza reddito di cittadinanza. Ora più che mai la necessità di un'assistenza sanitaria, soprattutto per le famiglie che
chiaramente si trovano ad avere delle difficoltà nel sostenere delle spese mediche, nell'avere dei farmaci, tanti fratelli e sorelle stranieri che vengono e non hanno magari la residenza o che magari in questo momento non hanno l'assistenza sanitaria per il disbrigo dei documenti. Questa opportunità nasce proprio per la possibilità di curare. L'ambulatorio è aperto mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 11. Essere una mamma è una grande responsabilità, significa dare tutto ciò che hai, il tuo cuore, le tue forze, le tue energie, la tua grinta, il tuo amore. Non è facile raccontare la propria storia. Cira Maniscalco è una mamma palermitana che lotta da 10 anni per la salute della sua bambina, affetta dall'Arnold Chiari e da siringomielia, sindromi neurologiche che investono il sistema muscolo-scheletrico. Sono 2 tra le 6-8.000 malattie rare, molto diverse tra loro, ma spesso con comuni problemi di ritardo nella diagnosi, mancanza di cura, carico assistenziale. Solo in Sicilia sono 22.000 i malati rari del sistema neurologico. Nella giornata mondiale sulle malattie rare, Cira ha deciso di raccontare anche con un docufilm scritto e diretto dalla giornalista palermitana Veronica Fiminino. In Una mamma, il dolore, la forza, ma anche la rabbia. Perché non possiamo accettare che i nostri figli non debbano avere il diritto alla salute e quindi la possibilità di poter avere delle cure adeguate. In Sicilia in questi anni è mancato il reparto di neurochirurgia pediatrica che serviva proprio a prendere in carico i nostri pazienti. Quindi da lì siamo stati costretti a rivolgerci in centri altamente specializzati fuori dalla nostra regione, dove ci sono stati appunto delle spese ingenti che hanno seriamente messo in difficoltà economica non soltanto me. Spese insostenibili per questa famiglia in 10 anni di viaggi della speranza a Firenze, mai alcun rimborso. E seppur vero che c'è un registro regionale dei malati rari nell'isola, ciò che poi conta è che questi abbiano il centro di riferimento sul territorio per le cure. Chiedo alle istituzioni che si possa creare questo reparto e nello stesso tempo creare un team multidisciplinare in grado di poter prendere in carico i pazienti dall'inizio fino alla fine del percorso diagnostico e terapeutico. Mi auguro soprattutto che anche le istituzioni possano riconoscere e comprendere quanto è difficile davvero vivere accanto a un paziente con malattie rare. Dopo un letargo millenario, uno dei giganti telamoni è stato risollevato dal sonno a nuova vita ed è stato svelato nella città di Agrigento, capitale della cultura italiana 2025. Il telamone, per secoli a sostegno del maestoso tempio di Zeus Olimpio nella Valle dei Templi, risalente al V secolo a.C., è stato distaccato dall'imponente intelaiatura in acciaio Corten, alta circa 12 metri. Il gigante tufaceo, lo stesso materiale delle colonne doriche dei templi greci, è alto più di 8 metri e non è una copia, ma è frutto di un vero e proprio mosaico, combinando blocchi originali e frammenti scoperti già nel 1920 e conservati nell'area del tempio dove giacciono le rovine. Presente allo svelamento anche il governo regionale. Quello di oggi è uno stimolo a fare sempre di più, ad essere consapevoli di essere tutori di un patrimonio unico al mondo, che non soltanto dobbiamo valorizzare ma far conoscere a tutti i turisti che possano venire a trovarci. L'Istituto Germanico oggi è un punto di partenza dove possiamo ammirare nella sua fierezza e nella sua essere verticale parte di quel telamone che costituiva uno degli elementi principali del Tempio di Zeus. Una musealizzazione temporanea, domani si può smontare tutto e rimontarlo dove si riterrà più opportuno. Il colosso è un colpo d'occhio ammirabile da più zone e angolature. La Valle dei Templi, patrimonio UNESCO, si arricchisce di un altro gioiello. Anno bisesto? Anno funesto? No, per carità. Non lo sapevo. 29 febbraio arrivano gli antichi proverbi popolari a ricordare la particolarità di questo anno bisestile che la tradizione vuole marchiato da sciagure e cattiva sorte. La singolarità dell'anno di 366 giorni infatti ha contribuito nei secoli ad alimentare una serie di credenze e superstizioni che lo hanno trasformato in un anno presumibilmente sfortunato. Ma la fortuna e la sfortuna non esiste. Ma la vita è quella che è, ti accade tutto, a tutti accade tutto. Della serie non è vero ma ci credo, c'è chi comunque corre riparo. L'occhio di Allah per il malocchio.
Fai qualcosa comunque per proteggerti da quest'anno bisestile? Sì, cerco di rispettare i miei buoni propositi che ho scritto il 31 dicembre passato. Occhio malocchio, prezzemolo finocchio. E come battizzo contro il malocchio. Lei ha mai avuto particolari sfortune negli anni bisestili? Che io mi ricordo, no. Eventi disastrosi come il terremoto di Messina o le stragi di Capaci e Via D'Amelio avvennero negli anni bisestili. Ai tempi del Savonarola si temevano carestie ed epidemie e chissà che gli antichi non avessero ragione. Tipo 4 anni fa è scoppiato il Covid, però vabbè, non lo so se è correlato, non lo so. Intanto c'è chi questo anno bisesto lo sta vivendo davvero in modo funesto. I Ferragnez. Loro tanto in faccia hanno preso l'anno bisestile. Tanto vale ricorrere agli antichi rimedi. Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innomineto. Minuto 85. Una palla vagante arriva sui piedi di Castellini, che non ci pensa 2 volte e scarica un sinistro all'angolino. Catania 2, Rimini 0. È il gol della liberazione e della qualificazione alla finalissima di Coppa Italia di Serie C e che apre un'autostrada verso la fase nazionale dei playoff. Sarà il Padova a contendere il trofeo ai rossazzurri in un doppio confronto, 19 marzo a Leuganeo, il 2 aprile in Sicilia, che stuzzica già la fantasia dei tifosi. Il grande cuore rossazzurro batte forte in una serata che rende felici tutti, dalla squadra alla dirigenza, Pellegrini in testa, passando per i tifosi e per finire al cassiere del Massimino che si frega le mani con 19.842 spettatori paganti. E da solo vale il prezzo del biglietto il potente sinistro di Alessio Castellini, l'uomo della provvidenza che nel finale spezza l'equilibrio e fa pendere la bilancia dalla parte del Catania. Il suo gol fa esplodere lo stadio, una prodezza da vedere e rivedere, bella ed efficace, che spalanca le porte del paradiso. In una partita da dentro o fuori, ma con il sostegno della città, il Catania lotta, soffre e alla fine porta a casa la vittoria, ribaltando l'1-0 maturato in Romagna. Apre le danze al 17° Cicerelli, che da posizione favorevole spedisce sotto la traversa dopo un'azione caparbia di Sturaro. È il gol che mette la doppia sfida sui binari della parità. Dopo il vantaggio, la squadra di Lucarelli si abbassa e concede il pallino del gioco agli ospiti. Albertoni se la cava 2 volte sulla mesta, con il Catania che aspetta pazientemente, ma che con carattere e generosità argina gli attacchi dei romagnoli, per poi sfiorare il raddoppio con Teglio che si fa respingere la conclusione da Colombi. E mentre sul Massimino aleggiava lo spettro dei supplementari, ecco spuntare Castellini, che con il suo sinistro ciclonico gonfia la rete e manda in estasi il popolo rossazzurro. Dovrei dedicarla a tante persone, la dedico comunque a tutta la squadra, allo staff, al mister, alla società che comunque stanno facendo tantissimo, ovviamente anche a tutti i tifosi che stasera sono venuti, perché credo che anche il loro supporto, soprattutto il loro supporto, ci ha dato una grande mano. E azzurro il cielo sopra Catania, pardon, rosso-azzurro.